presento l'ospite, un gradito ritorno. Era un bel pezzo che non veniva. Corrado Callegari, prima il Veneto, movimento indipendentista Veneto. E io aggiungo, viva il Veneto! Grazie Corrado per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti i telespettatori e un grazie enorme a te Enzo, che io sono sempre felice quando vengo a trovarti in trasmissione, perché per me sei uno dei migliori conduttori che ho incontrato nei miei anni di storia politica. Sei troppo buono, sai che sono un tipo sanguigno, dico quello che penso. Allora facciamo conoscere questa realtà per chi non sapesse, perché prima il Veneto, movimento indipendentista Veneto. Fatevi conoscere, di quello che devi dire. Allora, una cosa molto semplice, è nata quasi 10 anni fa, quando c'è stata una diaspora all'interno della Lega, nel momento in cui la Lega stava abbandonando, e dopo abbiamo visto nei percorsi successivi che ha fatto, la linea indipendentista, motivo per cui io e tanti altri nei primi anni 90 eravamo entrati dentro la Lega Nord, che si chiamava Indipendenza per la Padania. Non condividendo più la linea politica, ma volendo ancora proseguire nel progetto che avevamo, siamo usciti in tantissimi e abbiamo dato vita a questo movimento. In tanti siete usciti, Sì. Nella provincia di Venezia, per dare dei numeri, siamo usciti in 400 quella volta, non pochi, perché non ci riconoscevamo più nella linea politica della Lega. Abbiamo dato vita a questo movimento indipendentista che ha un nome particolare, perché prima il Veneto non è un nome a caso, era lo slogan con cui si era vinto in Veneto nel 2010. Lo slogan della campagna elettorale era prima il Veneto. Poi strada facendo qualcuno si è dimenticato di questo slogan, poi altri lo hanno inflazionato con altre etichette, e abbiamo dato vita a questo movimento, che ovviamente non è un movimento grandissimo, però è un movimento che fa politica nel territorio, che è collegato con tutti i movimenti indipendentisti, sia veneti ma anche al di fuori della realtà spagnolo. Veneto. Anche sì, noi abbiamo avuto collegamenti qui catalani. Io per esempio proprio personalmente sono in contatto per esempio con gli indipendentisti nordirlandesi, quelli che finalmente sono riusciti a vincere alle ultime elezioni nel loro territorio, con cui sono in contatto e riesco ad attingere un po' delle informazioni per come hanno maturato questo successo, e dopo ti dirò. Senti, non aprire ancora i centralini, vorrei che il nostro ospite ci aggiornasse su questa nuova proposta, non so come chiamarla, legge quadro. Legge quadro, sì. C'è la Gelmini che parla di autonomia. È la volta buona che ci danno l'autonomia o potrebbe essere un bluff? Dai, aggiornaci, che ne sai più di me. Allora, per quello che io ho potuto vedere, perché il documento che sta girando di questa legge quadro, per ora, da quello che so, è in mano solo ai capigruppo dei vari partiti politici a Roma. Ma già di fatto questa legge quadro è un elemento anticostituzionale della politica dell'autonomia, perché l'articolo 116, che è quello che regola la possibilità dell'autonomia delle varie regioni, non prevede legge quadro, prevede una richiesta che deve partire, secondo il comma 3 di questo articolo, prevede che deve partire una richiesta dalle regioni. La richiesta è partita, rafforzata dal referendum, ricordo, dal Veneto e dalla Lombardia, ma l'ha fatta anche l'Emilia Romagna senza passare per il referendum, perché non era necessario, facendo la richiesta di passare per il referendum, però Veneto e Lombardia hanno preferito rafforzare la richiesta. E già questo prevede un suo iter, perché il governo deve fare un accordo con le regioni, e questo è stato fatto già nel 2018 dall'allora ministro Boccia, una legge dove già comunque erano riusciti ad annacquare ed inserendo un meccanismo che è una trappola all'interno della proposta autonomista. Ma comunque questa legge quadro si inserisce come un qualcosa di nuovo che non è previsto da nessuna parte, cioè creano questa legge che è prevista da 5 punti, d'accordo, di cui il terzo è una trappola
veramente a scoppio ritardato. Perché Nel senso, parli di trappola? perché all'interno di questa legge quadro, nell'articolo 3, è previsto che prima di partire con qualunque forma di autonomia devono essere stabiliti i LEP a livello nazionale. I LEP sono i livelli essenziali delle prestazioni, cioè vuol dire che vogliono in qualche modo garantire che se anche alcune regioni usufruiscono dell'autonomia prevista, loro praticamente vogliono garantire in alcune aree del paese questi livelli essenziali. Però sono 10 anni che si parlano di questi livelli essenziali delle prestazioni. Questo cosa vuol dire? Che se domani viene fatta questa legge, ma i LEP non sono pronti, Si rinvia. se ne parla Si alle ne calegre. viene. Allora io dico, sono passati 5 anni dal referendum, già l'articolo 116 prevedeva cosa? Prevedeva la richiesta da parte delle regioni, il governo le recepiva, faceva un accordo con le regioni, dopodiché portava la legge in aula e veniva votata. Un meccanismo semplicissimo. Cosa serviva? Fare a distanza di 5 anni la creazione di questa legge quadro che comunque deve essere votata in Parlamento. Deve passare tutte le 5 fasi previste da questa legge quadro e dopodiché devono andare comunque nuovamente in votazione in Parlamento. Questo è chiaro, io penso che sia chiaro per tutti, ho cercato di essere semplice perché diciamo tecnicamente è più difficile, però la maggior parte delle persone ascoltano, sentono, non approfondiscono queste tematiche qua. Io in questi giorni, vedendo fuori questa roba qua, sono andato ad approfondire, tra altre cose i giornali di oggi ne stanno parlando, e c'è anche l'intervento su un giornale locale di Giovanardi, che è il tecnico della regione che ha seguito i vari passaggi dell'autonomia, che ovviamente ha capito che questo meccanismo non è fatto ad arte per cercare di non dare niente, come al solito, alle regioni del nord. Lasciami chiedere scusa ai telespettatori perché io dico di parlare sempre in italiano, poi ogni tanto anch'io scivolo, ho detto sine die, è giusto dare una spiegazione. Sine die è un termine latino, significa senza una data prestabilita. Alle calende greche sine die, cioè senza stabilire una data certa. Scusatemi, ogni tanto mi lascio andare anch'io perché io uso un linguaggio accessibile affinché la gente mi possa capire. Era quanto mai opportuno e doveroso che io chiedessi scusa, come ho sempre fatto, e che spiegassi il termine di sine die. Allora da questo momento direi di aprire centralini, vediamo se con riferimento a quanto detto da Corrado Callegari c'è qualcuno all'ascolto. Mi raccomando, potete essere critici quanto volete, ma rispettosi dell'ospite e della mia persona, va bene? Non tutti la possiamo pensare nella stessa maniera. Bisogna confrontarsi civilmente e democraticamente. Sapete come io la penso? Do spazio a tutti quanti, ma non tollero la maleducazione. A casa mia io esigo il rispetto. Buonasera, a chi è? Buonasera Spatalino, Vincenzo di Mestre. Buonasera Vincenzo, prego. Ciao, ci sentiamo, saluto anche il signor Callegari, con cui ho avuto l'onore di parlare tanti mesi fa, che è intervenuto. Io parlavo dell'atletica. Comunque, Spatalino, volevo pregarlo di una cosa, perché io con queste risintonizzazioni ne ho piene le scatole, perché non posso, io per fare una di queste operazioni devo chiamare una persona. Aumenta un po' il volume leggermente, regia. Sì. Dicevo che le risintonizzazioni io non ne farò più, perché devo chiamare delle persone per farla. Comunque volevo dire al signor Callegari una cosa. Adesso per l'autonomia è prevista questa famosa legge quadro, ma possono fare anche leggi cerchi, tonde, quadrate, non cambia niente.
faremo fatica ad avere l'autonomia, signor Callegari, mi dispiace, però è così, menano il can per l'aia, come si dice, e noi illudiamoci. La saluto cordialmente e buona serata a tutti e due. Grazie a Vincenzo. Grazie Vincenzo. Causarano, veneziano di Mestre. Sì. Prima di darti la parola volevo dire, per la questione della risintonizzazione, è necessaria perché ogni tanto cambiano i ripetitori, le frequenze. Non vi dico, oggi mi hanno chiamato da più parti, ribadisco che ci vedono a Vigo d'Arzere, ci vedono in tutta la provincia di Padova, abbiamo qualche problema in provincia di Vicenza, dovete pazientare ancora una decina di giorni, così mi ha detto l'editore, eventualmente le mando io per la prossima fase di risintonizzazione. Vincenzo, mando io un mio caro amico di Albignasego, ogni tanto lo mando in giro perché mi possa aiutare. Lei non ci deve abbandonare, Vincenzo, perché lei è una delle voci storiche di questa trasmissione. Mi raccomando Vincenzo, porti pazienza. La parola al politico adesso. Sì, allora due cose, Vincenzo ha pienamente ragione, però il torto è anche un po' di noi veneti, un po' il torto anche dei lombardi, perché finché continuiamo a dare fiducia elettoralmente a partiti che di fatto io considero italiani e pertanto italiani, io ritengo che siano politicamente antiveneti, è ovvio che ci troviamo di fronte a questa situazione, perché Boccia, quando a suo tempo ha cercato di contrastare all'inizio la legge sull'autonomia, era comprensibile perché Boccia è di Andria, pugliese, era ovvio che lui cercava di fare gli interessi della sua regione, perché questo non abbiamo ancora capito come funziona la politica. Io ho avuto la fortuna sfortuna di fare 5 anni. Una cosa importante, ex deputato, ex parlamentare della Lega Nord, scusami, una mia grave dimenticanza. Io ho visto come alcune realtà del nostro paese sanno farsi valere all'interno del Parlamento fanno e del quadrato governo. I meridionali. Sanno fare quadrato, hai detto perfettamente questo. Noi invece questo l'abbiamo capito. Quello che mi sorprende è una come la Gelmini, che è una donna del nord, una donna della Lombardia, che si presta a questi giochetti, hai capito? Questo mi lascia... Del resto comunque se i lombardi se la sono eletta, se la sono votata, chi si porta a casa, scusami il termine dialettale, si portano a casa questi risultati qua. Io non posso farci niente. E allora io devi sapere che da sempre ho detto l'autonomia al Veneto non la daranno mai. Non hanno alcun interesse i signorini di Roma di dare al Veneto quello che spetterebbe al Veneto, altrimenti come fanno poi senza i contributi preziosi che arrivano dal Veneto? Sì, ma pensa che... Ecco perché sono pessimista al riguardo io. Ma pensa che questa legge qua, tra le altre cose, non prevede, la richiesta che abbiamo fatto referendaria, non prevede la gestione del residuo fiscale, che sono i soldi proprio che Roma si pappa costantemente ogni anno e sono circa 15 miliardi di euro. Con questa legge che è stata richiesta dal Veneto si parla di poter avere le 23 materie con i soldi che attualmente Roma spende per queste 23 materie, per poter dimostrare che magari sia in grado di spenderli meglio e magari di erogare dei servizi maggiori all'Aula. Io penso che sia di questo che hanno paura, perché ovviamente, sì, lasciamo la parola allo spettatore. Hai visto il mio gesto? Sì. No, ho visto anche ecco, quando ho visto ti sei ricordato, quando c'è il simbolo del telefono, sì, vuol dire che c'è qualcuno in attesa. Ti ringrazio. Buonasera. Buonasera dottor Spatalino, a lei e il suo ospite che ho conosciuto in occasione di qualche riunione a Fossò, quando facevamo riunioni della Lega. Franco, presentati, chi sei? No, lo conosco io, lo conosco. No, tu presentati, fatti conoscere, chi sei? Sono Franco da Fossò. Franco da Fossò, provincia di Venezia. Ciao Franco. Sì. Salve. Prego. Mi scuso, pensavo di averlo detto. No, non ti preoccupare. Volevo fare... Io non sono pessimista come lei, dottor Spatalino, spero sempre in qualcosa. Va bene. La Gelmini proprio non mi convince per niente.
sia la Gelmini sia quell'altra deve essere Campana, quella ministra del Sud mi sembra, adesso mi sfugge il nome, quando hanno applaudito la Lamorgese per il buon operato che fa. Se questo è un buon operato quello che fa la ministra degli interni, che non fa niente perché vede che ci sono invasioni giornaliere, che non so dove metteranno tutta sta gente andando avanti, guardando il panorama che abbiamo a portata di mano, basta guardare Peschiera, ma ci sono tanti altri casi. L'autonomia per noi non ci sarà mai, come dice lei, ma io sono speranzoso, spero sempre che ci sia, perché sicuramente porto sempre ad esempio la Svizzera con 26 autonomie, cioè la Svizzera, no, 26 autonomie su una decina di milioni di abitanti, che ogni cantone ha le proprie leggi, però fanno capo tutti al Parlamento di Berna. Io non capisco perché non si possa fare un qualcosa in Italia del genere. Vi ringrazio, buona serata, salve Corrado, stammi bene. Ciao Franco. Grazie a Franco da Fossò. Sì, quando ero segretario segretario provinciale della Lega provinciale a Venezia. A Fossò. Sicuramente avrai conosciuto. Sì, ci sono stato parecchie volte. Io spero di essere sconfessato dai fatti, caro Franco. Sono pessimista alla luce del po' che vedo, della mia esperienza maturata in tanti anni. Ecco perché penso che Roma non mollerà mai per interessi economici. Però ha ragione di fare riferimento alla Svizzera. Perché non si può fare Ma perché, come fanno in perché Svizzera? la Svizzera vivono diversamente da noi, hanno delle usanze diverse, da noi ci sono intere aree del paese che vivono coi soldi di altre. Ma no, sì, ma non è che magari il cittadino di quell'area là ha, diciamo, dei vantaggi, no, è perché noi sappiamo benissimo che ci sono delle organizzazioni che gestiscono tutti questi soldi che arrivano in alcune aree del paese, non occorre che rinvangare vecchie battaglie politiche, ed è per questo che noi dobbiamo cercare il più possibile di ottenere questa autonomia per poterci gestire ed essere padroni a casa nostra. Questo è un vecchio slogan che si utilizzava agli albori della Liga. Per chi non avesse capito, io faccio da traduttore. Sì. Paroni sarebbe padroni a casa nostra. Ecco, perché ci può essere qualcuno dalla Campania e dalla Puglia che non capisce. Poi, per Paroni, esempio, una cosa che su questa legge quadro non va bene, comunque anche sulle indiscrezioni che sono passate, è che non vogliono lasciarci la gestione dell'istruzione. E qua mi ricollego col discorso. E perché secondo te? Mi collego col discorso nordirlandese che ti dicevo, che io sono in contatto con il Sinn Féin, che è il movimento nordirlandese. Quando sono andato 10 anni fa ad incontrare alcuni esponenti, che erano le prime volte che loro entravano dentro la loro realtà politica, e io ho incontrato due che loro chiamano ministri, ma di fatto erano due assessori della regione del nord dell'Irlanda. Uno era l'assessore all'agricoltura e l'altro l'assessore all'istruzione. Allora mi hanno detto che quando sono andati in trattativa con Londra, la cosa principale che loro volevano avere era l'istruzione, perché è dall'istruzione che tu crei la cultura del popolo, hai capito? Noi siamo stati... Noi ci hanno insegnato, lo si dice sempre, i 7 re di Roma, ma dei dogi della Serenissima sappiamo ben poco, delle feste, delle ricorrenze della Serenissima, si sa ben poco. Guardiamo anche il discorso del 25 aprile, che è il santo patrono di Venezia e praticamente possiamo dire anche del Veneto, con cui le forze dell'ordine impediscono ai cittadini veneziani di festeggiare il loro San Patrono. Io festeggio San Marco, Ma ci impediscono, lo dico anche pubblicamente, io il 25 aprile festeggio San Marco. Io il 25 aprile sono stato in piazza a San Marco e la polizia aveva l'ordine di impedire di farci fare la festa. No, hanno parlato anche i giornali, perché c'è una legge che vieta ai festeggiamenti. Allora io voglio ricordare che queste cose qua, quando è che succedono? Se uno conosce la storia, sa quando succedono queste cose qua, quando è che si cerca e si impedisce che un popolo possa rimarcare la propria identità? Quando si cerca di soffocarlo. Questo è Mi hai dato uno spunto per le mie prossime
opinioni, la fonte è validissima, quindi lo Stato ha impedito. No, sempre, cioè c'è una legge che vieta la cerimonia del santo patrono di San Marco in piazza San Marco. Cioè, Dove risiede la motivazione? Ordine pubblico e quant'altro, salvo che il giorno dopo hanno fatto la premiazione degli studenti universitari, giustissima, in piazza. Poi è venuto anche lo stesso Presidente della Repubblica a manifestare in piazza San Marco, e quindi però a chi vuole festeggiare il proprio santo patrono è vietato. Sì, ma perché? Perché il santo patrono San Marco ha un significato molto forte. Cioè la tradizione del leone, della bandiera, è una tradizione molto forte, e uno Stato centrale ha paura che si possano creare delle manifestazioni di popolo. Invece io mi rifaccio sempre a San Marco, sarà perché io amo Venezia, ho vissuto gli anni più belli della mia vita, i miei primi 4 anni, lavoro, università, prime esperienze. Non mi vergogno di dirlo, parliamo di una repubblica ho cominciato a vivere a Venezia, ecco perché ce l'ho nel cuore. Venezia non la dimenticherò mai. Senti, prima di fermarci, un appello ai nostri telespettatori affinché si rechino alle urne domenica. Io ritengo che quello del voto sia un diritto dovere, sia per le elezioni amministrative che per i famosi referendum. Di qualcosa, quello che vuoi. Sì, diciamo che l'appello che tu fai è giustissimo, perché il diritto di voto va sempre esercitato. Sappiamo che quando non si poteva esercitare era perché c'era una situazione non felice nel nostro paese. È anche vero, purtroppo, che sono riusciti a praticamente delegittimare l'istituzione referendaria, perché di fatto tutti gli ultimi referendum che sono sempre stati votati, compreso quello dell'autonomia, non hanno avuto seguito. Questo è il problema di fondo. Nonostante il grosso risultato, nonostante insomma anche altri referendum precedenti che sono stati fatti sul finanziamento pubblico dei partiti, parlo della caccia, parlo delle centrali nucleari, parlo di tante altre, dopo sono stati disattesi. Questo è il problema. Tranne i primi degli anni 70 che hanno avuto un seguito, quelli dopo sono diventati forse merce di scambio dei partiti all'interno della burocrazia governativa. C'è una telefonata, direi di prenderla al volo prima di fermarci. Buonasera. È caduta. Posso fare un'osservazione? Dimmi. O la faccio dopo? Ma la faccio adesso, dai, se no la gente può pensare che io ci ricami sopra. Premesso che io ho un carattere un po' particolare, sono scalderino, ma io se fossi stato il governatore Luca Zaia avrei fatto come Brenno, sarei andato a Roma e avrei fatto pesare il risultato elettorale, perché anche tanti della sinistra hanno votato a favore di quel referendum. Avrei fatto come una spada. Tu mi devi riconoscere qualcosa, però io non sono Zaia, non sono un politico, io non sono nessuno. Magari avessi le doti da Richelieu di Luca Zaia, che è bravo a mediare. Io sono uno che a volte parla troppo e non avrei fatto tanto a Roma, anzi mi avrebbero espulso dalla capitale. Come avresti fatto? Non posso che concordare con te, Enzo. Io, se avessi potuto, sarei andato forte del 76%. Anche tu allora, sarei andato là e avrei detto: o così o noi ce ne andiamo. Questo era il discorso da fare. Perché se tu non metti lo Stato di fronte ad un'azione di forza, qui nel Veneto non si otterrà mai niente. Comandano loro, i notabili a Roma, credete? Quelli che vivono quel residuo fiscale del Veneto. Esattamente, si nutrono dei nostri sacrifici, vivono alle nostre spalle, ve lo giuro. Ecco perché penso che l'autonomia non ce la daranno mai, non hanno alcun interesse a farlo. Ed eccoci ancora insieme a voi, sempre con Corrado Callegari, ex
parlamentare della Lega Nord, adesso fa parte di Prima il Veneto, movimento indipendentista veneto. Grazie per quello che stai facendo per il nostro Veneto. Corrado, coerente con le tue idee, sei uscito dalla Lega e lavori sempre per, posso dire, me lo consenti, il nostro Veneto. Io sono di adozione veneta, un meridionale di adozione veneta, un partenopeo. Sai che noi napoletani siamo vicini ai veneziani. I veneziani vengono chiamati i napoletani del nord. A parte questa mia classificazione. Infatti Crozza, i due presidenti che mostra sempre in televisione, sì, sono Zaia e De Luca. Anche la Campania ha un presidente un po' spigoloso, si chiama Vincenzo De Luca. Tempo fa ho fatto vedere un video molto importante, l'avevo conservato in ghiacciaia, non so se la regia mi fa il regalo di cercarlo, estrapolarlo, perché sembra che a parlare sia Enzo Spatanino. Per le sue lamentele invece è un personaggio di spessore del Partito Democratico. Regia, mentre noi continuiamo a parlare, vai a vedere se lo trovi, il video De Luca. Lui si muove, fa gli interessi della Campania e quindi ha ragione. Cioè, non è che... Vincenzo De Luca. Dopo noi possiamo contestare tantissimo della gestione, diciamo, partenopea, campana, però lui difende a spada tratta gli interessi andando anche contro quelle che sono le logiche, perché di fatto a dire che il Veneto mantiene la Campania mi sembra un po' esagerato, d'accordo? Però lui difende le cose. Io ripeto, li ho visti giù a Roma nelle commissioni parlamentari, come lavorano loro, i siciliani, cioè, io li ho visti all'opera. Ah, l'hai trovato? Fammi leggere prima questo messaggio, uno dei primi che mi è arrivato dalla nostra preziosa sentinella di Albignasego, Marzia. È anche un bel nome Marzia, vero? Un nome quasi romano. Marzia, sì. Ciao Enzo, buona serata, un caro saluto a te e al tuo ospite Corrado Callegari, puntini puntini. Vi sto seguendo, siete bravissimi. Cosa vuoi dire a sta ragazza? Niente, che se è la Marzia che io conosco, è una del mio territorio, una che è stata con me in Lega e adesso anche con Prima il Veneto. Ah, benissimo. È una ragazza, spero che sia lei. È una ragazza attivissima, una volontaria della protezione civile, cioè una di quelle che si... Però alla luce di questi tuoi chiarimenti escludo che possa essere lei, perché lei non lo so, è una delle più brave, se dicessi è la più brava sarei troppo di parte, ma è una delle più brave infermiere, sai, di quelle che fanno il prelievo in via San Massimo a Padova, quindi sarà un'altra Marzia, quella a cui fai riferimento. È un bel nome comunque di persone, di donne combattive. Di persone importanti. Di donne combattive. Allora ti do una ringrazio buona notizia. dell'attenzione. Adesso, non so se tu hai già visto il buon Vincenzo De Luca, ma a beneficio di chi non avesse ancora sentito le parole di Vincenzo De Luca, dopo questa telefonata riproponiamo quel video. E poi ditemi se ho ragione io o i miei nemici che mi contestano. Dice delle sacrosante verità, delle ovvietà. Ecco perché ho detto bravo a De Luca l'altra sera. Prendiamo questa telefonata. Buonasera. Buonasera dottor Enzo Spatalino, sono felice da stradare dalla provincia di Pavia. Buonasera Pavia. Come ti chiami? Felice. Felice? Sì, ho già chiamato a 3 volte. Ah sì, adesso ricordo il tono, sì. Ciao Felice, prego. Ciao, saluti al tuo ospite. Comunque volevo dire, buonasera. È vero quello che ha detto, che assolutamente non conosciamo la storia della Serenissima. Mi ricordo nel 1799, quando Napoleone l'ha fatta cadere, era già un po' in decadenza, ma Napoleone gli ha dato il colpo di grazia. E dal 1300 in avanti che c'era questa benedetta Repubblica, noi l'abbiamo studiata un pochino soltanto come Repubblica Marinara.
Anzi, una volta ho anche letto da qualche parte che addirittura un doge, non mi ricordo più i nomi perché sono tanti, aveva fatto il mausoleo a Ravenna per Dante Alighieri, perché è grazie alla Serenissima che gli hanno fatto fare dove l'hanno messo, a Ravenna il mausoleo gliel'ha fatto la Serenissima Repubblica di Venezia. Molto probabilmente di autonomie non lo so, non voglio dare né più e né meno, però c'è da pensare che l'Europa sembra favorevole alle autonomie, ma però i Paesi Baschi non gliela dà. In Francia ci sono 4 province basche, c'è Barcellona, c'è l'Eire, c'è la Corsica, c'è la Bretagna, in Italia ne abbiamo anche noi. A questo punto si potrebbe togliere tutte le altre regioni autonome e diventiamo tutte normali a questo punto, non lo so. Altre soluzioni non ne vedo. Parlando del ministro Boccia, c'è il freno a mano tirato, adesso anche adesso non credo che ci siano tante persone favorevoli a dare l'autonomia a chi l'ha chiesta o cercare di dare qualcosa, come ha detto prima. Non lo so. Vedremo cosa si riuscirà a fare, però la cosa principale è che il popolo, diciamo, italiano non conosce la storia di Venezia e della sua Repubblica, e questo è nei libri di scuola, si fa fatica a trovare qualche cosa. Vi ringrazio per l'ospitalità e vi auguro buonasera. Grazie. Ringrazio il Come ci gentile vedi ospite. il segnale di Prima Free? Come arriva a Pavia? Lo vedo sul tablet, sto cercando di ritornare, ma adesso vi vedo sul tablet. Ah, va bene, d'accordo. Grazie. Grazie Prego. per l'intervento. Grazie Felice. Vedi, gente di Pavia che ti dà ragione. Non hanno mai parlato di Venezia. Esatto, questo fa parte della storia di chi vuole leggere la storia. Poi per quanto riguarda i movimenti che lui ha citato, questi movimenti però in Europa stanno cercando di fare massa critica, cioè gli scozzesi con i nordirlandesi. Tra altre cose ho visto che proprio dopo la vittoria dei nordirlandesi indipendentisti c'è stata subito sintonia di vedute con la premier scozzese, perché anche in Scozia è governata da un movimento indipendentista che è lo Scottish National Party, che è quello tutti lo ricordavano collegato al grande attore Sean Connery. E dopo ci sono i baschi, ci sono i catalani. Non c'è nessuna rappresentanza nostra, perché noi continuiamo a votare un partito nel nord principalmente che ormai ha abbandonato la strada indipendentista e quella dell'autonomia, trasformandosi in un partito italiano, per carità. Partito nazionale. Partito nazionale, per carità, legittimo volerlo fare, però c'è un vuoto che non è rappresentato sia a livello regionale, sia a livello nazionale, sia a livello europeo. Perché, ripeto, gli scozzesi sono pochi nei termini di elettori, però loro, tutti i rappresentanti della Scozia, sono tutti dello Scottish National Party, quelli che sono presenti in Europa, come i catalani e come adesso anche i nordirlandesi. È quello che dovremmo fare noi. Cioè, io ritengo che sia in Veneto che anche in Lombardia e che in altri zone ci sia un vuoto, c'è un vuoto elettorale che è stato provato ad essere riempito, però o per la comunicazione o perché molte volte gli elettori, i cittadini seguono quelli che io chiamo i suonatori di flauto. Queste rappresentanze che si sono presentate, che ha costato anche fatica. Io nel 2018 abbiamo dato vita a un movimento che si è presentato a livello politico in tutto il nord Italia, ma non siamo stati considerati dagli elettori, che hanno preferito votare quelli che adesso vediamo stanno portando a casa l'autonomia per il nord. Cioè, mi viene da ridere, no? Va bene, allora vi invito a seguire quello che ha detto Vincenzo De Luca, le cose che sentirete adesso. Chi vi parla, Enzo Spatalino, le diceva 20 anni fa. Allora gliele hai suggerite tu, confessa. No, non arrivo a tanto, solo che il buon senso di Vincenzo De Luca ha fatto sì di dare spazio alle mie idee, che mi rivedo
totalmente nelle parole di Vincenzo De Luca, e il suo è un j'accuse alla classe politica che ci governa, anche se lui è del PD. Dai regia, grazie. Abbiamo interi territori nei quali la presenza di extracomunitari che vanno avanti a ruota libera sta cambiando il modo di vivere delle nostre famiglie. Abbiamo pezzi di città che sono occupati quasi militarmente da extracomunitari. Abbiamo gente che continua a fare accattonaggio molesto davanti ai supermercati, davanti alle farmacie, davanti alle chiese, davanti ai distributori del biglietto per il parcheggio. Abbiamo bande organizzate che spacciano droga la mattina nei nostri quartieri o davanti alle scuole. Abbiamo il litorale Domizio che è rovinato, abbiamo il quartiere vasto intorno alla stazione centrale di Napoli che è occupato e governato insieme da camorra e nigeriani. Bene, questo problema il Partito Democratico lo vede, sì o no? E vuole dire qualcosa ai cittadini che hanno paura, sì o no? Noi siamo arrivati al punto da colpevolizzare un padre di famiglia solo perché chiede di essere lasciato in pace. L'ho detto a Roma e lo dico qua: se io devo scegliere fra la sicurezza dei miei figli e la bandiera di partito, io scelgo i miei figli e vi mando a quel paese, è chiaro? Nella mia città abbiamo un centro di accoglienza in un quartiere periferico. Ho raccontato questo episodio perché me l'hanno detto i cittadini di quel quartiere, fuori. Venerdì sera, sabato sera tornano queste bande, ubriachi, drogati. Le nostre ragazze cominciano ad essere infastidite. Un padre di famiglia si deve mettere sul balcone fino alle 2 di notte in attesa che arrivi la figlia per stare tranquillo. Ma qui la solidarietà non c'entra più niente. Io sono figlio di emigranti, non sono un radical chic. Mio padre si andava a guadagnare il pane in America, ma con la comunità che veniva dalla Lucania profonda, dalla terra della miseria. Rispettavano le regole fino al millesimo, rispettavano i regolamenti dei paesi che ci ospitavano, rispettavano le famiglie, non è che andassero a rompere le scatole. Allora io non voglio esagerare e generalizzare nulla, voglio soltanto che noi guardiamo in faccia la realtà per quella che è. La sicurezza urbana è diventato un problema chiave per la gente di oggi. Chiave. E sto spiegando al Partito Democratico, ma ancora oggi sono totalmente sordi, che ci sono due valori da difendere se vogliamo riprendere il cammino: il lavoro e la sicurezza. Il lavoro e la sicurezza, e incredibilmente non dicono una parola né sul lavoro né sulla sicurezza. Ma quale rilancio del partito vogliamo avere in queste condizioni? Il lavoro. Sì, Cosa aggiungere a quello che ha dice detto De cose Luca? che sono condivisibili. Io mi taccio, Tra ti lascio la parola. Tra le altre cose, io non so se posso anche citare una cosa che è successa in Veneto, quando lui parla appunto della sicurezza, dei cittadini che devono cercare di difendersi, che a volte non ci riescono, oppure se magari si difendono e vengono perseguiti. C'è un caso eclatante qua in Veneto di un certo signor Walter Onichini, che per difendere la sua famiglia, perché gli sono entrati di notte, alle 3 di notte, 3 ladri in casa, tutti svegli, sei con la famiglia, coi figli, ti vedi questi 3 che gironzano, gli corre dietro, gli spara, per carità, gli avrà sparato, adesso io non so cosa, però questi erano in casa sua. Io ritengo che quando uno va a fare il ladro in casa di un altro, ha quello che nel mondo del lavoro si chiama rischio di impresa, quindi tu puoi trovare chi sta in casa che ti spara. Allora adesso qual è la conclusione di questo caso incredibile di altro? Che questo è condannato in carcere a 5 anni. Chi ha rubato a casa sua è libero, anzi ha chiesto 100.000 euro di risarcimento danni. Cioè, ma siamo fuori di testa. Vorrei dire, pazzia, follia. Siamo fuori di testa. Questo per difendere la sua famiglia. Dopo c'è voglia che il giudice va a sindacare, ma questo ha sparato. Voglio vedere chi si sveglia alle 3 di notte, si vede gli incappucciati dentro in casa che girano, se ha il sangue freddo di dire no, aspetta che domando se questi qua vogliono il caffè o se ne vogliono andare fuori, capito? Cioè è chiaro che uno a un certo punto esagera.
5 anni di galera, 5 anni lontano dalla sua famiglia e dai figli che lui ha cercato di difendere. Io sono Scusami se l'ho detto, però questa è una cosa che anzi, è una cosa che cerco di dire, non in tutte le televisioni, perché su una mi hanno impedito di dirlo. Per forza. Ci sono delle televisioni dei giornalisti che ostacolano. Di dirlo. E infatti ti ringrazio che mi hai permesso di parlare di questo cittadino veneto che ha avuto. Io sono anni che faccio la schiuma in bocca. Le parole di De Luca io le dico da 20 anni. Non c'è niente da fare, anche da sinistra vengono dei segnali importanti, ma Roma è sorda, ve lo giuro su Dio, non raccolgono le istanze che vengono dal territorio. Come fai a dare torto a De Luca? Su questo argomento qua gli do ragione, però. Intere zone in mano ai nigeriani, ai magrebini, comandano loro. Basta vedere anche queste nuove bande, quello che è successo il 2 giugno a Peschiera del Garda. Sì, ma ho sentito che italiani spazzatura si sono impediscono alle ragazze di salire sul treno perché sono donne bianche. Noi non possiamo più tollerare questo a casa nostra. Hanno detto che si stanno riorganizzando per questo. Credimi, se non prendiamo le contromisure faremo una brutta fine. Io vorrei sapere il questore che ha impedito a dei cittadini veneziani di celebrare il proprio santo patrono in piazza San Marco per motivi, diciamo, di sicurezza, cosa ne pensa e come mai non fermano queste però nessuno ferma queste bande che si organizzano in rete, che si trovano a Peschiera, che fanno tutte queste cose qua. Nessuno dice niente. E il sindaco ha accusato la polizia perché il sindaco, una donna, aveva fatto una lettera mettendo in guardia il ministro dell'interno su quello che poteva succedere e non hanno mandato niente. La polizia è intervenuta soltanto quando ormai stavano devastando Peschiera. Io il ministro attuale lo conosco molto bene perché era prefetto della prefettura di Venezia quando quindi l'hai conosciuta? Sì, quando io ho fatto la battaglia contro l'installazione del campo nomadi a Campalto. Ho fatto 2 o 3 mesi di occupazione dei cantieri per impedire che venissero realizzate 35 casette per i nomadi, costo 3 milioni di euro a carico dei cittadini italiani, sostenendo che queste persone qua, avendo notizie certe, non erano persone, diciamo, integerrime, non erano persone a posto, ma l'allora sindaco di Venezia Cacciari mi è venuto contro e con lui tanti altri. E sai che cosa è successo adesso di quel campo lì a distanza di 10 anni? A parte che quasi tutti gli occupanti sono finiti in galera perché facevano parte delle bande che andavano a rubare nel lago di Garda. Le 35 unità mobili sono state demolite, quando io avevo chiesto che erano 35 casette che io avrei dato ai disabili, agli anziani, perché erano tutte casette al piano terra, invece le hanno date a questi che le hanno completamente distrutte, perché tu sai che certi nomadi quando vanno dentro, senza generalizzare, però molti fanno queste cose qua, le casette erano tutte distrutte e dopo a distanza adesso di 10 anni hanno raso praticamente al suolo tutto e portato via, quindi 3 milioni di euro buttati nella spazzatura. Avrebbero potuto mettere a posto le case ATER che hanno necessità di lavori per essere distribuite tra la gente. È successo questo, io avrei denunciato quell'allora sindaco per danno erariale, capito? Senti, prima hai parlato del caso Onichini, sì. Hai fatto venire in mente quello che ha detto Corona l'altra settimana. Corona, noto scultore, personaggio stravagante, ospite della Berlinguer. Sì, lo conosco. Uomo di sinistra, sì. Ha usato le parole anche di Spatalino e mi ha legittimato quando io dico ai ladri, quando andate in casa, o vi fate una polizza sulla vita o dovete mettere in conto di essere stesi. Rischio di impresa. Bravo, rischio di presa. Ho pensato a quello che ha detto Corona. Va bene, se la regia, mentre io continuo a parlare, fa una ricognizione rapida nella mia ghiacciaia per trovare quel
piccolo video riguardante Corona, lo facciamo vedere. Ma tu capisci, Enzo, che la famiglia di questo qui è rimasta a Natale senza il capofamiglia, senza il marito, senza cosa. Cost'altro quello che è andato dentro in casa che se la spassava dove era in Croazia, dove era. Una vergogna. Ma tu capisci? Io non riesco, no, cioè, sono delle cose incomprensibili. Una vergogna, una vergogna. Anche se dicono ma la legge prevede questo, robe del genere, a parte che molte leggi italiane sono interpretative, quindi dopo ognuno ci dà la sua interpretazione, ma dare 5 anni a uno che ha difeso la propria famiglia, capisci? Io vorrei parlare con quelli che mi contestano, non la pensiamo tutti alla stessa maniera, però intervenite e contestatemi sui contenuti, su quello che dico, sulla sicurezza, sulla giustizia. Confrontiamoci senza offendere le persone. Perché voi di sinistra la pensate in maniera differente da me sulla sicurezza? Perché dicono che io bestemmio, che io esagero, che io parlo a vanvera. No, io parlo in base ai fatti. Hai mostrato concreti. comunque De Luca, che è uno del PD, uno dei massimi esponenti. Non a caso io tengo come una reliquia il discorso di De Luca, perché ogni tanto lo estraggo dalla ghiacciaia e lo faccio sentire ai compagnucci di sinistra che mi offendono, che mi attaccano, perché le parole di De Luca sono dette in una maniera santa, saggia, e dovreste imparare dal sermone di Vincenzo De Luca, a partire dal segretario. Fanno spallucce a Roma, se ne fregano della sicurezza di noi italiani. C'è una telefonata, chiedo scusa, non l'avevo vista. Regia, se mi trovi il video di Corona, sempre a beneficio dei compagnucci di sinistra. Grazie. Buonasera. Buonasera, Andrea da Favaro Veneto, provincia di Venezia. Buonasera Andrea, prego. Buonasera a lei e il suo collega. Comunque purtroppo lei avete... Io non sono un politico. Come... ma parli come un politico però. In bene, quello è importante. Comunque purtroppo, come dicevo sempre sulle mie telefonate, purtroppo siamo in decadenza con l'Italia. Siamo governati male. Non c'è legge che tenga per altre persone, ma non so come si può andare avanti così. Cioè, ci vorrebbe più protezione per le strade, ci sono meno poliziotti, meno vigili, meno carabinieri e automaticamente dobbiamo difenderci. Io posso anche difendermi, anche se ho la mia età e non ho paura di niente, dico la verità, però purtroppo c'è gente che ha paura. Si chiude in casa, dopo le 7:30 di sera, si chiude una casa, dopo il giro di chiavi. Tutto perché le strade sono insicure e purtroppo questa politica che abbiamo adesso non sta risolvendo niente. Basta guardare alla Lamborghini cosa combina. Tanti auguri a lei, per l'amor di Dio. Non so, poi arrivano, scusa il termine, no, meglio che sia più diretto, va. Arrivano... cani e pozzi, eccolo là, dal Mediterraneo. Va bene, dicono sempre che arrivano bambini, che arrivano donne, invece arrivano un sacco di persone di una certa età, dei 20-30 anni, perché io so gente da Palermo e dintorni che mi telefonano e mi chiamano, hanno 2 marroni pieni di queste cose qui e non si può mica andare avanti sempre così. L'Europa cosa fa? Dice sempre sì e poi auguri. Ci entriamo sempre noi, ma questo è quello che non riesco a capire e spero di andare alle elezioni l'anno prossimo per la miseria. Chissà che ora che iniziamo adesso, visto questi governi che abbiamo passati, perché io sono di destra, ero uno di sinistra e poi sono passato di destra perché ho visto che con la sinistra non si va in nessuna parte. Adesso vi saluto e tante belle cose signori. Buonasera. Grazie al nostro amico veneziano. Ringrazio per l'intervento, però io vorrei
raccomandare a questo telespettatore che parla delle elezioni del prossimo anno, mi raccomando, quando si va dentro in cabina elettorale bisogna votare Veneto, bisogna votare per gente che garantisca di lavorare per il Veneto. Cioè non votare partiti italiani, persone che vengono da altre regioni, noi dobbiamo votare Veneto, perché solo uno che fa atto di fede nei confronti del Veneto può garantirci un po' di andare. Cioè non fatevi incantare dai suonatori di flauto, come sta avvenendo anche adesso, perché tanti, per esempio, scusami, magari non so le simpatie politiche, ma adesso va di moda una romana che viene in Veneto e che sta raccogliendo consensi elettorali perché sta all'opposizione con Draghi e quant'altro. Però io questa signora me la ricordo. Ma vuol dire andare nella padella e l'abbraccio, perché ricordiamoci, io questa signora qua me la ricordo benissimo quando eravamo giù a Roma, che sosteneva il governo Monti mentre io ero all'opposizione, e per i pensionati veneti voglio ricordare che questa signora ha votato per la legge Fornero. Cioè, non dimentichiamoci queste cose qua, perché molte volte il popolo ha la memoria corta, invece dovrebbe averla un pochettino più lunga. Già non ci ricordiamo della Serenissima, e posso anche capire, però dovremmo anche guardare questo, sì, perché quella volta con il governo Monti, quando siamo stati commissariati la prima volta, Mario Monti, solo 2 partiti si sono messi all'opposizione, è stata la Lega di Bossi e l'Italia dei Valori di Di Pietro. E stranamente tutti e 2 dopo un anno sono stati inquisiti dalla magistratura e fatti fuori. Cioè, con questo non voglio dire altro. Allora, regia, facciamo una cosa, vai con il contributo di Corona, vedete, mi massacrate, mi dite su di tutto, fate lo stesso anche nei confronti di Vincenzo De Luca, di Corona, sono di sinistra loro. Non ve la prendete solo con Enzo Spadalino. Io parlo come parlano loro, a favore degli italiani. Un ladro che entra in casa deve mettere in conto di essere steso. Bravo Corona, dai, grazie regia. Sappiate che se entrate qui senza essere invitati potete uscire stesi. Io non vorrei essere nel gioielliere, sinceramente, però quando non ne puoi più, qui avevo dichiarato alcuni anni fa che mi hanno sfondato la vetrina e io per rubare, non sapendo che io dormo tra le statue, e io sono partito con l'ascia e l'ho anche dichiarato, perché se li prendevo erano guai, perché in quel momento lì non ci ho più visto, hanno sfondato, ecco, è facile borbottare, la sinistra mi attaccò, la mia sinistra che non esiste più, dicendoci pensa lo Stato, ma che ne sai tu se domani sera vengo a casa tua a rubare? Bisogna mettere un poliziotto a ogni casa in Italia? Questa è demagogia, ipocrisia. E quindi posso capire, diciamo, l'impeto, perché era già stato picchiato, però... Questo aveva subito aggressioni già in... sì, bisognerebbe fare una legge, e l'ho detto più volte, è un paradosso il mio, ma forse fa pensare, non per chi si difende, ma per coloro che entrano lì, fare una legge, sappiate che se entrate qui senza essere invitati potete uscire stesi. Questa è la legge. Eccoci di nuovo insieme a voi stasera. Purtroppo, se non lo dico in diretta, ho dimenticato di segnarmi i nominativi dei parenti del mio ospite. Grave lacuna questa, ma lo faremo insieme, mi ricorderai tu. Io intanto leggo qualche messaggio. Daniela Virgiliana di Mantova: mio caro Enzo, ciao. Un più che affettuoso saluto al tuo ospite, grazie, di cui condivido ogni riflessione. Dopo il ricordo di quanto accaduto a chi sta ora scontando con il carcere, l'aver difeso la propria famiglia, la propria casa e ogni altro affetto, non posso non chiedermi se questo è uno Stato. Scusate se ho fatto ricorso a Primo Levi, mi è venuto spontaneo. Ciao
e buona serata a voi tutti. Ciao Daniela, un'altra fedelissima. Da Mantova ci trasferiamo in provincia di Treviso. Giovanna Maser, sono Gio. Bisognerebbe spazzare via i comunisti dal potere. Basta vedere dappertutto dove loro governano, come sono presi. Ma io credo che per sistemare un po' le cose ci vuole un potere esterno forte. Buonasera, grazie. Vediamo se dopo l'ospite condivide quello che ha detto Giovanna. Veneti in San Marco, hai ragione, vedi, Diego Bareta, un mio fedelissimo di Limena, la polizia ferma le bandiere, Veneti San Marco. Sai di chi è quel bandierone lì? È il vostro? Quello lì. Grazie Diego, vedi le mie sentinelle Quello in diretta, serenissima. Ah, se lui c'era ha visto tutto allora. E mi ha mandato Veneti in San Marco, la polizia ferma le bandiere. La preghiera di Don Floriano per l'indipendenza del Veneto. Va bene, dai, farò vedere domani, oppure mentre parla, ti manderò la foto, vedi se puoi farla vedere. Grazie Diego, ti meriti un ok, bravissimo, anche un abbraccio. Dunque, andiamo a vedere. Buonasera. Dottore, la sto seguendo su YouTube, saluto lei e il suo ospite, ho seguito l'opinione, sono d'accordo con lei. Giuseppe da Catanzaro, Calabria, la seguo sempre. Ciao Spatalino e anche al suo ospite, io credo che tante colpe sull'autonomia siano di Salvini per la guerra in Ucraina e ora definiamola. Quando senti dire e ora definiamola, devi pensare a Enzo Spatalino. Sì, sarà il tuo, se un giorno entri in politica, quello sarà il tuo slogan, No. la faccia di Passariego sotto. Solo che io non potrò mai entrare in politica, non c'è spazio in qualche formazione politica per uno che dice la verità, darei fastidio ai segretari. Prima i signori di Roma devono pensare agli italiani, punto e basta, si devono vergognare e spero che domenica dovremo farglielo capire. Pertanto tutti a votare, votare, votare. Dobbiamo dare una svolta ed una scossa ai signori di Roma che sono lontani anni luce dai problemi che il popolo ha tutti i giorni per sopravvivere. Arturo di Padova, un commento si impone per quello che ha scritto Arturo di Padova. Hai un minuto, poi c'è una telefonata. Sì, che è quello che ha rimarcato anche De Luca nel suo intervento, cioè la gente vive tutti i giorni una serie di problemi, ma di sicurezza, di lavoro, e risposte dalla lontana Roma non ne arrivano. È per questo che è importante avere una gestione governativa che sia locale, più ristretta e vicino al popolo. Prendiamo questa telefonata. Grazie, buonasera. Buonasera Enzo, Michele da Santa Maria di Sala, Venezia. Buonasera Michele. Cordiale saluto anche a Corrado, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente, sia in varie feste che abbiamo fatto con la Lega, che anche quando è venuto qui a Caselle di Santa Maria di Sala da Pasuto, sempre un grande, dai. Purtroppo è vero che la Meloni ha preso voti perché ne prenderà secondo me, però c'ha il discorso, a parte della pensione, ma anche perché mi sa che l'autonomia con la Meloni ce la sogniamo, se adesso ce la sogniamo dopo proprio non la prendiamo. Questo qua è un punto a sfavore. Tutto bene, vi saluto e buona continuazione ancora. Grazie. Ciao Michele, ti ricordo sempre. Grazie, conosci Michele? Sì, volevo con l'occasione però, permettimi, io volevo fare un appello, cioè visto tutto quello che ci sta succedendo col referendum che abbiamo votato sull'autonomia, che Roma sta sorda, che nessuno si spende per battagliare sul referendum che abbiamo fatto, io lancio un appello: noi veneti dobbiamo cercare
di unirci tutti in un grande movimento indipendentista, non dico primo il Veneto, io dico un grandissimo movimento indipendentista che raggruppi tutti i veneti e che diventi un movimento politico come nella Catalogna ci sono i catalani, come nella Scozia c'è lo Scottish National Party, come in Irlanda c'è il Sinn Féin, cioè un partito territoriale che rappresenti il Veneto e gli interessi del Veneto, come vicino abbiamo anche la Südtirolo Volkspartei nell'Alto Adige. Se noi non facciamo questo e continuiamo a delegare partiti che hanno uomini qua, ma la testa a Roma, Milano, Napoli, cos'è? Non arriveremo da nessuna parte, perché noi siamo una gallina dalle uova d'oro da spennare. Questo, cioè, bisogna che siamo coscienti di questo, cioè, o ci mettiamo tutti insieme, perché è inutile dire ma cosa si fa, no, dobbiamo tutti noi metterci insieme, perché siamo noi responsabili del nostro futuro, del nostro territorio, della nostra vita, della nostra famiglia. Basta, ho fatto un appello. Era quanto mai perché cerco sempre opportuno e doveroso che tu lo facessi, e ti capisco. Leggo quest'ultimo messaggio e poi andiamo con le locandine. Ciao Enzo e buonasera al tuo ospite, sono Maurizio. Io vorrei sapere perché Salvini e tutto il centrodestra non si mettono di traverso contro questo governo Draghi, un vile affarista, scrive lui, come lo definì anche il presidente picconatore Francesco Cossiga, perché noi cittadini dobbiamo essere derubati e vessati dai prezzi, aspetta un attimo, dai prezzi aumentati sui generi alimentari, sulla benzina. Siamo stanchi, fate qualcosa. Cosa dici a Maurizio? E poi andiamo con le locandine. Bisogna essere più smaliziati nei confronti della politica romana, cioè il fatto di mettersi di traverso col governo Draghi voleva dire mandare il governo a casa ancora un anno e mezzo fa e far finire la legislatura. Mi dite quei 600 parlamentari che ci sono alla Camera dei Deputati e i 300 al Senato che improvvisamente si vedono non più pagato i 15.000 euro al mese di stipendio. È ovvio che quando succedono queste cose qua si mettono tutti d'accordo per tenere sulla legislatura. Quando c'è stata gente 2 anni fa che mi hanno detto ma va a casa questo governo, no, non va a casa, andrà a casa a fine della legislatura. Si metteranno d'accordo perché il nostro regolamento parlamentare prevede che il governo possa essere creato se c'è la maggioranza in Parlamento, basta trovare la maggioranza e lì per tenere sul governo si sono messi tutti d'accordo tranne la Meloni che è andato all'opposizione per una questione strumentale di convenienza. 10 anni fa non era andata all'opposizione, era rimasta dentro il governo, dipende sempre da me. Però l'obiettivo unico è quello di tenere sulla legislatura qualunque compromesso a scapito dei cittadini. Quindi è inutile che sperate che sta gente mandi a casa il governo. Scusami. Prego. Volevo ringraziare una sentinella che mi ha mandato dei video. Ho sofferto, ve lo giuro davanti a Dio, ho pianto in treno perché ho visto delle scene raccapriccianti e d'accordo con il mio regista non posso far vedere questo video. Siamo al festival, alla fiera della disumanità. Siamo in Cina, a Yulin Festival, la fiera della disumanità. Mi fermo qua, non faccio vedere le immagini, quello che fanno ai cagnetti, come li prendono, come li uccidono, come li scuoiono. Sicuramente torna un attimo in studio, regia, non fare vedere altre foto dei cagnetti, perché sai che quando vedo i cagnetti io mi trasformo. Scene terribili. Dico soltanto all'ambasciatore cinese, andate a dirglielo, vi dovete vergognare, cinesi del cavolo, ma come fate a uccidere e a mangiare i cani e i gatti? Yulin è una festa e il governo non interviene. Io già non li sopportavo i cinesi e non mi vergogno di dirlo, ma dopo aver visto questo filmato li odio. Sto bestemmiando? Commetto un reato? Non penso, sto esagerando, sì.
Li odio i cinesi. Non entrerò mai in un ristorante cinese, anche se ho qualche amica, va bene, da anni. Non li sopporto, perché dovrebbe intervenire il leader cinese a dire basta. Ma se tu vedi le scene, come ammazzano i cagnetti, così i cagnetti li guardano e li sgozzano, eccetera, e se li mangiano. Questi sono barbari, sono incivili. Si dovrebbe muovere l'UNESCO, l'Unione Europea, il Padre Eterno per proteggere gli animali. Anche tutti i movimenti animalisti internazionali dove sono? Ecco. Dove sono? Perché la Cina muove Scusate la mia rabbia. La Cina muove tanti interessi, allora Purtroppo. le persone che comandano magari il mondo. preferiscono girare la testa all'altra parte. Bravo. Pecunia non ho letto, scusatemi ogni tanto qualche licenza. Esord, dinero e il denaro fanno venire la vista e cicata, diciamo noi a Napoli. Il Dio, la potenza del Dio denaro. Vergognatevi cinesi, ve lo dice Enzo Spatalino, dovete fare una brutta fine per il male che fate ai cagnetti e ai gatti. Vai con la locandina, dai. Maledizione, sono rimasto malissimo oggi in treno. C'era un ragazzo che mi vedeva, si è impressionato, che mi ha visto piangere, eccetera. E io ho cercato di spiegare. Ho visto qualche servizio nel passato per qualche che vergogna che mostravano. una potenza come la Cina che permette a Julin, non so come caspita si chiama sta località, e vanno da tutta la Cina perché è una festa importante a vedere come ammazzano i cani e i gatti e se li mangiano vivi. Non ho parole. Vedete, quando parlo di culture diverse, apparteniamo a due mondi, non c'è niente da fare. Accettate le mie scuse, portate pazienza. Dai, io in diretta devo salutare i parenti. Tua moglie, il nome di battesimo come si chiama? No, metti i figli. I figli? Allora, Alessandra, anzi per primo Massimo, scusami che è il più Massimo. grande. Massimo, Alessandra ed Elisabetta. Massimo, Alessandra ed Elisabetta. Sono i miei 3 gioielli. Sei orgoglioso di questi ragazzi? Moltissimo. Che danno soddisfazione? Molta. Sei orgoglioso come genitore, come papà? Ho soddisfazione e mi ritengo fortunato. Hai qualche preferenza fra Massimo e Alessandra? No, perché sono tutti bravi e ognuno a modo loro mi dà soddisfazione. Bene. Allora io vorrei chiudere oggi la mia trasmissione, dopo vado a vedere qualche messaggio mentre parla, per i ritardatari, per quelli che si fossero messi in contatto stasera con noi con un po' di ritardo, perché prima il Veneto, questo movimento indipendentista veneto, spendi ancora qualche parolina. Il nome ricalca la campagna elettorale fatta nel 2010 e vinta allora dal partito dove militavo, e che aveva come questo scopo, dopo è stato inflazionato da altri slogan, ma prima il Veneto, punto, che doveva rappresentare che gli eletti dovevano tutelare gli interessi del Veneto e dei cittadini veneti. Da questo il motivo per cui, quando siamo usciti dalla Lega, abbiamo dato vita a questo movimento indipendentista che si chiama Prima il Veneto. Però vorrei ancora ritornare su quello che ho detto prima, e cioè che non è prima il Veneto, noi veneti dobbiamo metterci tutti insieme, creare un grande movimento di popolo veneto che faccia gli interessi del Veneto, dei cittadini veneti, non di altre cose. Questo è l'appello che io lancio a tutti i veneti, perché dipende da noi, non dipende da altri, perché non dobbiamo trovare giustificazioni. Uniti si vince, uniti si è il vince. gruppo che Impariamo dalle altre realtà territoriali dell'Europa, e ripeto, Scozia, Catalogna, Paesi Baschi, Nord Irlanda. Cioè, dobbiamo avere dei movimenti che rappresentano il territorio.
purtroppo quello che c'era una volta non lo rappresenta più. C'è un vuoto politico, ma non diamo il vuoto in mano a partiti che hanno la testa da altre parti. Chiudiamo con altri messaggi. Il mio corregionale Martino Lungo: ciao Enzo, un cordiale saluto a te e al tuo ospite. Grazie. Buona serata. Martino e Blandino, ho mandato un fiorellino. Poi c'è un ritardatario strano, perché in genere mi scrive prima, sempre di Albignasego. C'è una colonia di miei fedelissimi ad Albignasego, a partire da Marzia, la più brava infermiera di Padova, adesso lo posso dire. Mario Vaccari: ciao Enzo, hai ragione, farabutti, delinquenti che lasciano stare i cagnetti, quei delinquenti cinesi. Scusami, salutami il tuo gentile ospite, buona serata. Mario Vaccari, hai ragione Mario, ti mando un fiore per tua moglie Luciana. Allora chiuderai tu la trasmissione, io intanto saluto i miei telespettatori e li ringrazio per la cortese attenzione con la quale ci hanno seguito. Vi prego di scusarmi se ho alzato un po' i toni nei confronti dei cinesi, li ritengo irresponsabili. Non sono persone normali, non li posso giustificare dopo quello che ho visto, dopo quello che hanno fatto ai cagnetti e ai gattini. Va bene, vi ricordo alle 20:30 la mia opinione, saluto le persone ammalate all'ascolto, dovunque siano, le casalinghe, i nonni, le nonne, i miei amici disabili, i rappresentanti onesti delle forze dell'ordine. Ringrazio per la parte tecnica il nostro regista Giovanni Stoppa e ringrazio Corrado Callegari che adesso ci saluta. Hai 30 secondi per chiudere alla tua maniera. Ringrazio i telespettatori, ringrazio te Enzo, perché sono felicissimo ogni volta che ti vedo. Come ti ho detto, sei uno dei migliori conduttori televisivi che ho incontrato nella mia carriera politica. Voglio chiudere solamente con uno slogan che è quello del Veneto: par terra e par mar, San Marco, sempre. Io traduco: per terra, par mar, per mare, San Marco. È il grido vincente di noi veneti. Passamela, noi veneti. Ma certo, io sono di adozione veneta, certo. Un meridionale qui nel Veneto da tanti anni. Viva Venezia, che porto nel cuore. Un forte abbraccio a tutti. Grazie a tutti e buona serata. Grazie Corrado, alla prossima, ci vediamo domani sera con l'aiuto di Dio. Arrivederci.